Termina 1-1 il match del Fiorilli a Casteldaccia. La trasferta palermitana per la squadra di Terranova si rivela più complessa del previsto. L'Akragas trova il gol del pareggio solamente al 94esimo grazie a una rete di Pavisic. Al quarto i Granata trovano il gol che sblocca la partita. Dopo una prolungata azione di Monti, chiuso dalla difesa, la palla arriva all'Api che con un destro angolato riesce a battere le Zai. I padroni di casa, galvanizzati dal vantaggio, continuano a creare buone occasioni. Vediamo ora i risultati delle altre squadre che compongono il girone. Enna Cus Palermo 3-1, Don Carlo Misilmeri Nuova Città di Gela 2-2, Nissa Parmonval 4-0, Resuttana San Lorenzo Castellammare del Calcio 1-3, Mazzara Pro Favara 2-1, Leonvortese Mazzarese 0-1, Unitas Sciacca contro l'Oratorio San Giro e Giorgio Marineo 3-1. La classifica vede l'Unitas Sciacca Calcio in testa a 12 punti, l'Akragas al secondo posto con 10, l'Enna Calcio con 10, Don Carlo Misilmeri con 8, il Mazzarese con 8, Casteldaccia con 7, Mazzara Calcio 7, Cus Palermo 6, Pro Favara 6, Nissa 4, Parmonval 4, Castellammare Calcio 3, Oratorio San Giro e Giorgio Marineo 2, Leonvortese 1, Nuova Città di Gela 1, all'ultimo posto Resuttana San Lorenzo 0 punti. Mister, possiamo parlare di pari giusto tra Casteldaccia e Akragas? Un pareggio giusto per via del fatto che il primo tempo non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, l'approccio giusto, poi sulla prima azione degli avversari abbiamo preso gol e in questo campo andare a costruire il gioco non è mai facile, però nel secondo tempo la squadra è entrata con un altro piglio, abbiamo creato tante situazioni per arrivare al pareggio e poi alla fine penso che il punto sia molto meritato. Cosa è mancato oggi all'Akragas per provare a portare a casa l'intera posta in palio? Guarda, ti ripeto, l'atteggiamento della prima frazione di gioco non mi è piaciuto, poi martedì parlerò con i ragazzi e dobbiamo capire che se noi vogliamo arrivare in alto gli avversari ci metteranno sempre qualcosa in più, dobbiamo essere più bravi nella gestione soprattutto dell'inizio gara, in queste condizioni dove vai a trovare un terreno di gioco non al massimo delle condizioni non si deve mai rischiare. C'era forse un rigore per l'Akragas, come l'hai visto dalla panchina? Guarda, io ti ho sempre detto che non parlerò mai degli arbitri e degli errori arbitrali perché ci stanno. Quello che condanno è l'atteggiamento arrogante e presuntuoso del signor Melodia, però ognuno di noi abbiamo il nostro carattere, ti ripeto, non so se era rigore o non era rigore, a prescindere da tutto so che la prestazione della mia squadra non è stata una delle migliori. Alfonso Cipolla, che partita è stata contro il Casteldaccia? Guarda, una partita da diversi volti, abbiamo concesso 2 ripartenze all'inizio dove loro hanno trovato il gol, poi penso ci sia stata una squadra che ci ha provato fino alla fine e l'ha dimostrato il gol che abbiamo fatto alla fine, al 95esimo. Però ci sono molte cose dove dobbiamo lavorare, dove dobbiamo migliorare, dobbiamo prendere solo insegnamento da questo pareggio e appunto da martedì cominciare a curare ancora di più i dettagli. Cosa è mancato oggi all'Akragas? Ma penso che il primo tempo siamo stati sottotono, non è stata una Akragas brillante, poi nel secondo tempo abbiamo cercato con più insistenza di giocare di più la palla, anche se il campo non era in ottime condizioni, però abbiamo rischiato magari qualche giocata in più e potevamo fare anche il gol del pareggio qualche minuto prima e sarebbe cambiata la partita, però purtroppo è andata così e bisogna mettere qualcosina in più.